Stava scalando la sud della Tofana di Rozes in free solo Diego Zanesco, 62enne guida alpina di Villa Bassa, quando qualcosa deve essere andato storto. Forse una scivolata, il cedimento di un appiglio, non sono chiare le cause che nella serata di ieri hanno fatto precipitare l'uomo che scalava senza protezioni lungo la parete della Tofana, causandone la morte. A dare l'allarme attorno alle 20 è stata la moglie, preoccupata per non averlo visto rientrare a casa e che con l'aiuto di un amico ha allertato i soccorsi. Sul posto si sono recati gli uomini del soccorso alpino che dopo alcune complesse ricognizioni sono riusciti ad individuare la salma che è stata infine recuperata stamani per essere riportata a valle. So che è caduto giù ma non so nient'altro. Era una guida molto esperta, era un alpinista molto forte, conosco da tanti anni, è sempre stata una gran persona più che altro. Ecco. E conosciuto e stimato lo era davvero Zanesco, originario di Bressanone, era una guida alpina molto affermata anche oltre i confini dell'Alto Adige, grazie all'azienda in Rosadira di cui è stato fondatore e con cui si occupava di accompagnare turisti appassionati alla scoperta delle meraviglie degli scenari dolomitici. Una fama testimoniata anche dal fatto che solo pochi giorni fa aveva portato il famoso regista americano Oliver Stone assieme alla moglie sul Lagazzuoi per illustrargli i luoghi dove si è combattuta la prima guerra mondiale. Una vita dedicata all'alpinismo, quella di Diego Zanesco, che ha sempre vissuto la montagna come una passione prima che una professione. Noi facciamo le guide di mestiere, ma fondamentalmente facciamo quello che è la nostra passione, quindi questo è, noi andiamo in montagna perché ci piace andare in montagna, in un modo o nell'altro.